Bentrovati. Marco Pascutti sul Fatto Quotidiano ha scritto un articolo in cui mette a fuoco le strane dimissioni del sindaco di Roma Ignazio Marino, che Matteo Orfini, presidente del Partito Democratico e commissario del partito a Roma, ha così sintetizzato: credo abbia fatto molte cose buone, che abbia rotto meccanismi discutibili e incrostazioni che indebolivano la città. Poche parole che ci danno tutte le risposte su quanto sta accadendo nel comune di Roma con le dimissioni del sindaco. Marino ha toccato sin dall'inizio della sua avventura amministrativa piccoli e grandi equilibri malavitosi, politici ed economici. Ecco alcuni fatti. La chiusura, ad esempio, della più grande discarica europea a Malagrotta, dove dominava Cerroni, colui che un tempo veniva definito re di Roma e che verrà arrestato il 9 gennaio 2014 per associazione a delinquere assieme a 21 tra politici, dirigenti e imprenditori. Poi Marino va pure alla carica dei netturbini dichiarando: su 8.000 dipendenti circa 2.000 usufruiscono della legge 104 che dà la possibilità 3 giorni al mese di assistere un familiare disabile e non andare al lavoro. Questo è statisticamente difficile da capire. La tensione è alta, ma il 10 luglio il comune e l'AMA, l'azienda municipale dei rifiuti, raggiungono un accordo. Il 5 agosto viene annunciata la fine dell'emergenza e magicamente i cassonetti tornano a svuotarsi. E il nuovo presidente dell'AMA, nominato da Marino, ha potuto annunciare: abbiamo recuperato 152 operai ogni giorno e l'assenteismo è passato dal 19 di gennaio a sotto il 15% attuale. Il 9 ottobre, sempre del 2014, il sindaco andò dal procuratore capo di Roma Pignatone per denunciare gli strani ritardi nell'apertura di un quartiere della metro C, con un pozzo senza fondo di soldi pubblici, i cui costi sono passati da 3 miliardi e allegramente sono andati a 3 miliardi e 700 milioni. Decapitò pure i vertici di Roma metropolitane scelti dall'ex sindaco Alemanno perché ritenuti inaffidabili. Insomma, Marino stava rompendo il giocattolo che per anni la malavita e i partiti di destra, anche una buona parte della sinistra romana, aveva permesso loro di gozzovigliare con il denaro pubblico. Ha tagliato poi i consigli di amministrazione di molte municipalizzate, inserendo amministratori non romani e quindi fuori dai giochi. Un esempio: il 23 luglio del 2013 al vertice dell'ATAC, l'azienda dei trasporti di Roma, viene chiamato a risanare l'azienda un milanese, Daniele Broggi, dopo la parentopoli di Alemanno che fece assumere circa 850 dipendenti tra amici e parenti. Il 5 luglio 2014 annuncia un piano di uscita da 25 aziende partecipate del comune per recuperare 440 milioni di euro, tutte poltrone che in teoria verranno perse dalla politica romana. Poi il 6 agosto, sempre del 2014, Marino annuncia che vuole liberare le piazze dai venditori abusivi, eliminando pure l'invasione illogica dei tavoli fuori dai locali pubblici. Insomma, vuol mettere ordine ad un caos storico, facendosi ovviamente nuovi nemici. E così a settembre il tavolo tecnico tra il Comune e il Ministero dichiara incompatibile la collocazione di 43 bancarelle di souvenir, di 79 camion bar e 11 fiorai nell'area archeologica romana che va dai fori imperiali al Circo Massimo. Molti camion bar sono di proprietà della famiglia Tredicine e un componente della famiglia, Giordano Tredicine, era il vicepresidente dell'Assemblea Comunale di Roma. Poi finito in carcere il 4 giugno scorso nella seconda tornata di arresti di Mafia Capitale. Marino poi volle che per i 24.000 dipendenti comunali si giustificassero le erogazioni a pioggia distribuite loro a piene mani, lavorando più ore o svolgendo mansioni aggiuntive. Sempre il sindaco contestava anche il turno notturno, pensate un po', dei vigili urbani che iniziava addirittura alle 16 anche d'estate. Incredibilmente c'era pure l'indennità di effettiva presenza in servizio, ovvero un premio in denaro per il semplice fatto di andare a lavorare. Oppure il bonus che premiava i tecnici amministrativi per il solo fatto che rientravano in ufficio anche il pomeriggio, obbligo già previsto dal contratto. E l'elenco potrebbe continuare. Comunque, dopo questa esposizione di fatti, secondo una logica di comune buonsenso, Marino è caduto per una misera vicenda di scontrini che la magistratura sta cercando di accertarne la regolarità, oppure le motivazioni della sua defenestrazione sono ben altre.
Non facciamoci prendere per i fondelli. Marino ha, come dice anche Orfini, rotto meccanismi e incrostazioni di posizioni di rendita, facendosi in tal modo tantissimi nemici. Con le sue dimissioni hanno vinto l'affarismo di destra e del Partito Democratico. Occhi aperti dunque, anche nei nostri cortili succedono cose simili, come quando viene denigrato il sindaco e la giunta di Pordenone. Non facciamo i sempliciotti, i boccaloni che bevono tutto. Riflettiamo, ricordiamoci che i poteri forti hanno i mezzi per farci credere che gli asini volano. E la prossima volta ci vediamo di giovedì. Democratico. Occhi aperti dunque, anche nei nostri cortili succedono cose simili, come quando viene denigrato il sindaco e la giunta di Pordenone. Non facciamo i sempliciotti, i boccaloni che bevono tutto. Riflettiamo, ricordiamoci che i poteri forti hanno i mezzi per farci credere che gli asini volano. E la prossima volta ci vediamo di giovedì.